Giorno 128. Mancano solo 160 km a Santiago e 250 a Finisterre. E l'inizio di questa giornata è un po' tetra. C'è un sacco di nebbia, ma al tempo stesso molto misteriosa e quasi mistica. Tanto che mi viene voglia di fare un set fotografico in mezzo alla nebbia. E mentre io mi diverto a fare il fantasma mandarino, mi raggiungono i 4 ragazzi che avevo salutato a Villalba: Beatrice, Basile, Chris e Josephine. Chris e Josephine li ho conosciuti solo ieri sera. Sono una coppia, lui è inglese e lei è danese. E pensate, mi hanno detto che si sono conosciuti proprio l'anno scorso mentre facevano il cammino francese. Dopodiché hanno deciso di continuare a conoscersi a distanza e infine questo cammino che stanno facendo di nuovo insieme sarà l'ultimo passo prima della convivenza. Ah, l'amore.